Oggi vi presentiamo un immobile davvero incredibile. Parliamo della pensione vegetariana Santa Croce, una locanda di inizio Novecento che sovrasta completamente il Golfo di Trieste. E dopo qualche pastino di giardini stupendi abbiamo un immobile principale di inizio Novecento, una baita in legno completamente indipendente e una casetta sotto di me in questo momento. L'immobile principale è stato completamente ristrutturato circa nel 2015, 100 anni dopo la sua originale costruzione. Il mare sembra davvero vicino e siamo esattamente a metà del Golfo di Trieste, spacchiamo in due da Pirano a Grado. Con il restauro del 2015 si è voluto mantenere il fascino della pensione dell'epoca, che fu luogo di villeggiatura del barone von Trapp. Al piano superiore troviamo due ampie camere da letto e un bagno completo padronale, mentre al piano terra abbiamo una sala con la cucina e una grande lavanderia. Quello che però le immagini non possono raccontare è l'atmosfera e la magia e la sensazione che si ha di stare seduti a casa propria con tutto questo, con i rumori, con la natura. Fantastico, unico. Se cercate un immobile a Trieste e poter vivere il mare così da vicino con il fascino della storia di un immobile di inizio Novecento, questa è la casa giusta. Vi salutiamo e come sempre seguiteci sul nostro canale YouTube, sui social Facebook e Instagram, via Torino 34, info@triestevive.com. Alla prossima visita, ciao!